L'anno scorso, cioè nel 2018, erano 1016 donne quelle che si erano rivolte ai centri antiviolenza della provincia di Padova. Per quest'anno abbiamo un leggero aumento, perlomeno è quello che registriamo ad oggi, i primi 10 mesi, e abbiamo 858 donne che si sono rivolte. Questi i dati raccolti dal centro antiviolenza di Padova. Dati in continua crescita, dicono gli esperti, non perché siano di più i casi, bensì perché c'è, anno dopo anno, sempre più coscienza del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. 4. I centri antiviolenza presenti, oltre i 5 sportelli aperti in provincia. 5. Le case usate per aiutare le donne vittime di abusi. Le donne escono dalla violenza intanto quando si rendono conto che stanno vivendo una situazione di violenza, cioè la consapevolezza di quello che stanno vivendo dà spesso la forza alle donne per chiedere aiuto. Le donne chiedono aiuto alle varie agenzie territoriali, possono arrivare ai centri antiviolenza, così come in pronto soccorso, così come in polizia e carabinieri. Il 25 novembre sarà la giornata internazionale dedicata alla lotta alla violenza di genere e il Comune di Padova presenta una serie di iniziative per sensibilizzare ed informare. Tutti gli eventi che si sviluppano attorno alla giornata del 25 novembre sono fondamentali perché sono dei pezzetti di un percorso più ampio verso la costruzione di una cultura di parità, di una cultura di eguaglianza.